Erano passate da poco le 13:30 quando i dirigenti della Digos della questura di Vicenza hanno varcato la soglia dell'ex bocciodromo, prendendone di fatto il controllo dopo una mattinata convulsa. Si è assistito a scene di vera e propria guerriglia urbana nella contrapposizione dei Notav agli agenti del reparto mobile di Padova in tenuta antisommossa. Nei momenti di massima tensione, una trentina di militanti asserragliati nel retro dello stabile hanno bersagliato con frontamatura gli agenti che tentavano di disarticolare le barricate composte da legnami e inferriate ammassate nel cortile. Alle cariche ripetute dei poliziotti, che hanno fatto uso anche di gas lacrimogeni, gli attivisti hanno risposto azionando una decina di estintori simultaneamente e, creato una densa nuvola di polvere, hanno approfittato del trambusto per sfuggire alla cattura. Fortunatamente non si sono registrati feriti. La mattinata era iniziata con la rimozione di peso di una ventina di militanti che si erano arrampicati sul tetto dell'edificio, costringendo gli operatori ad utilizzare la piattaforma aerea messa a disposizione dai vigili del fuoco. Uno ad uno sono stati accompagnati a terra e condotti in questura. Erano circa 200 gli appartenenti all'area antagonista che avevano rioccupato l'immobile di proprietà di Iricav 2 nella notte del 31 gennaio scorso, rivendicando l'azione al fine di ostacolare i lavori dell'alta velocità. A breve l'edificio verrà definitivamente abbattuto, la fine anche di uno spazio simbolico che dalla prima occupazione nel 2011 era diventato oggetto di contrapposizioni politiche ma anche promotore di attività culturali nel quartiere Ferrovieri. Oggi sono riusciti a portare via da questo spazio le persone, gli attivisti, ma la lotta continua, no? Di 2 giorni fa la notizia che Iricav 2 ha finalmente ceduto la proprietà del Bosco Lanerossi al comune, quindi quello è un bosco salvato, resta da salvare il bosco di Calte e resta comunque da continuare a fare in modo che questo progetto faccia i minori danni possibili in città e noi così continueremo a mobilitarci.